Mogliano Veneto, sono da poco passate le 21. Il lavoro in strada è già cominciato. Saliamo in auto con il sindaco, da fine luglio impegnato nella raccolta firme per un referendum che vuole abrogare la legge Merlin. Dalla piazza del municipio giriamo a sinistra, direzione Venezia. Pochi metri e alla fermata dell'autobus si incontra già la prima lucciola. Io lavoro 4 giorni e torno in Ungheria. Finito qua. Vieni dall'Ungheria quindi tu? Sì. Quanti giorni resti? No resto. Basta, finito. Da quanto tempo è che fai questo lavoro? Mezzo anni. Quanti anni hai? 20. Eri venuta qui per fare qualcos'altro? No. È meglio in casa o sulla strada? Sì, meglio, perché di qua è pericoloso. Da dove vieni tu? Io ungherese, Da quanto tempo è che sei qui? 8 mesi. Sei sempre rimasta qui a Treviso? Sì, sempre qui, sì. E, quando sei venuta qua dovevi fare qualcos'altro? No, io voglio fare questo lavoro perché io lavoro solo per mia vita. Hai qualcuno a cui mandi i soldi in Ungheria? Sì, solo mio papà e per mia mamma, sì, e basta. Si appostano sulle vie laterali, quelle che perpendicolarmente toccano il terraglio. Sono all'incirca una quarantina addirittura e sono distribuite proprio lungo tutto il terraglio, dal confine di Mestre fino a quello di Preganziol, e poi continuano anche perché ce ne sono sia a Mestre che a Preganziol che a Treviso. E i cittadini sono infuriati. Sono arrabbiati e offesi per il poco decoro pubblico e sono anche preoccupati perché dietro ad alcune di queste, non a tutte, ma dietro ad alcune prostitute c'è di fatto chi le sfrutta. Io sarei favorevole all'apertura delle case chiuse, si leverebbe di sicuro nel signorine dalla strada, che non è un bel vedere all'interno di un centro storico come Mogliano Veneto, e poi porterebbero anche due soldini nelle casse dell'Italia, è giusto che paghino le tasse anche loro come le paghiamo anche noi. Uscire dal centro di Mogliano, andare a prendere l'aperitivo e trovarsi alle 9, 9 e mezza di sera, perché arrivano sempre prima signorine in abiti succinti che ti chiamano, che si buttano in mezzo alla strada per provare a fermarti, non è bello di sicuro. Ungherese no buono, tanto crisi, capisci? Io ho uno bambini, Quindi mandi i soldi in Ungheria? Ungheria mia mamma, Chi ti ha portato qui? solo io. È una cosa molto buona, perlomeno pagano le tasse tutti. Ce ne sono troppe, questo è il problema. Purtroppo devono fare qualcosa, sennò sono tanta gente che va da queste ragazzine, è giusto fare qualcosa.